Non l'hanno fatta franca i due malviventi senza scrupoli che hanno raggirato un'anziana di quasi 90 anni con la truffa del falso incidente. I loro movimenti sospetti sono stati notati dai carabinieri che li hanno bloccati con i 1.000 euro che si erano appena fatti consegnare dalla pensionata e arrestati per truffa aggravata in concorso. L'episodio in pieno centro a Castelfranco, vittima un'anziana contattata al telefono da un uomo che facendosi passare per un avvocato le ha fatto credere che il figlio avesse causato un incidente stradale e che per risarcire il danno fosse necessario versare i 1.000 euro. Di lì a poco alla porta di casa si è presentato un finto carabiniere che, preso il denaro, ha raggiunto il complice per darsi alla fuga. Ma i carabinieri, quelli veri, stavano tenendo d'occhio in via Volta il loro veicolo e hanno deciso di controllare i due occupanti, risultati essere un 48enne, quello che si è finto un militare, e un 34enne, entrambi di origini napoletane e già noti alla giustizia. Per i due arresto in flagranza, convalidato in queste ore dal giudice che ha disposto per il 48enne gli arresti domiciliari e per il 34enne l'obbligo di dimora nel capoluogo campano. Quanto all'anziana, le sono stati subito restituiti i 1.000 euro consegnati ai due malviventi. I militari di Castelfranco stanno proseguendo le indagini per capire se i due possano essere i responsabili di truffe analoghe nella Marca.